Buongiorno, eccoci. Caloroso buongiorno al pubblico di Radio 2, quelli a casa, quelli in macchina e quelli in studio. Mi gira la testa perché mi avete fatto assaggiare qualcosa. Vinzantino, quello che è, portato però dal mio amico Marzio Benelli, da Vicchio, vai. Ringraziamo Benelli, eccolo là, per questo re dei motorini. Bravo. Eccola. Buongiorno, eccolo là, è là il signor Benelli, sì, in persona. Riassaggiamo, cos'è questa? Vinzantino. Silenzio totale perché la gente da casa deve sentire. Io devo fare. Aspetta, dai. Grappa trevisana. Allora, dalla signora che si chiama? Giulia, ciao! Si spazza la voce che siamo ubriachi. Allora, attenzione, silenzio totale, devo fargli sentire, si chiama la sucata della grappa. Vai. Attenzione. Bellissimo! Ho le fiamme! Non ci posso credere, la mia cistifelle è assente, che io non ce l'ho, la cistifelle si è ricreata. Il pancreas è perché va diretta al pancreas. Il pancreas ha detto: Fiorella, sei scemo perché proprio non dovrei. Non potresti. Allora, oggi parliamo di tutto, non parliamo di calcio, per favore, abbi pietà di me. Ma non per te, Volevo salutare Bozzi che è milanista. Io voglio spezzare una lancia a favore del mio amico Marco Materazzi. Scusate, lo devo fare perché non si condanna adesso un giocatore perché ha sbagliato un calcio di rigore, ha tirato lui, eccetera, bla 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 bla. Non ha mai sbagliato rigori, ne ha sbagliato 2 nella sua carriera. E poi i grazie che gli dobbiamo dire a Materazzi per il mondiale non devono mai finire perché ci ha fatto vincere il mondiale. L'Italia. Quindi si rifarà. Ma Marco Materazzi, domanda, qualcuno ce lo dica da casa, può giocare la prossima domenica? Perché è stato ammonito questa domenica qua. Non è che era diffidato, non si sa, qualcuno ce lo dica. Io non so se Moratti dopo il rigore lo farà rigiocare, però. Attenzione, ma dopo la partita di ieri, purtroppo dopo la partita di ieri Moratti telefona a Giorgio Mastrota per vendere Materazzi. È una battuta. Ciao Marco, stai sereno che se giochi domenica prossima gliela facciamo vedere. Nel frattempo salutiamo Walter Zenga, l'allenatore del Catania, che dovrà giocare contro la Roma, quindi già sai Walter che cosa devi fare, va bene? O basta? Adesso non parliamo più di calcio, no. A meno che non ci vogliamo collegare con Moratti, che non abbiamo mai avuto noi qua. Sì, Moratti. è vero. Ci colleghiamo, chiamiamo Moratti e gli diciamo: Moratti, cosa è successo? Ma proprio davvero? Davvero, lo chiamo io. Sì, dai. Verissimo. Ok, chiamiamolo. Lo chiamiamo Moratti? Chiamiamo Moratti. Prova a fare. Anzi, no, prima presentiamo l'orchestra di Scaramacai e dopo. Che? Cosa è Scaramacai? Sono i pagliacci, quelli, sai. Cioè, lui sappi che lui non conosce Scaramacai. E né Happy Birthday di Stevie Wonder. Oggi è stata bellissima. Vabbè, lasciamo stare, non lo diciamo. Se non sciupiamo. Allora, presentiamo l'orchestra perché oggi, per quanto riguarda la musica, avremo una cosa eccezionale che succederà qui a Viva Radio 2. Sì? Ma una cosa pazzesca, una cosa perché Pino Daniele, eccolo qua, si riunirà col suo gruppo storico, proprio quello, il gruppo storico con D'Episcopo, con Schifani, Prestigiacomo. Stai dicendo? Ma sei scemo? Grazie, mia cugina. James Senese, Zurzo, Lamoruso, Colasanti, insomma. C'è Podio, il figlio di Podio. Esatto. Quindi suoneranno dal vivo dal The Place. Noi ci collegheremo con i nostri potenti mezzi, con il The Place, con la ISDN. Quella roba lì, ISDN. E sentiremo dal vivo, live, la loro esibizione, quindi per la prima volta dopo non so quanti anni, 20 forse anche di più, li risentiremo una qui band che si riunisce da Viva Radio 2. Sei contento di tutto ciò, maestro Cremonesi? Molto. Cosa hai preparato Festeggiamo oggi? con uno stacchetto? Io non vedo io veramente stacchetto, lo suo stacchetto, sentiamo lo stacchetto. Allora vediamo se riconosci questo. Sì, fammi il quiz. Sta a spiaggia. No. Supercar? Supercar. Era un telefilm dell'epoca. Chi è? Magnum PI. Mi era venuto Supercar. Magnum PI con Tom Selleck, vi ricordate com'era?
con questi, io direi la signora della prima fila, cominciamo Bisogna a imbavagliare. tamponarla un attimo. Ci abbiamo la clac oggi, cosa vuoi Te lo dire? ricordi Tom Selleck, Selleck che aveva i pantaloncini di jeans saranno stati lunghi 20 centimetri, Sì, è vero. che si vedeva La paccottiglia. sto paracarro che aveva. E c'aveva i baffi paricollo. I baffi paricollo con delle maglie bellissime, era meraviglioso. E la sua Ferrari, non so Magnum Piano, non li fanno più quelle cose. No, i telefilm di oggi. Troppo no. house, tutte house, CSI, se non le sai, se le sai, tutte quelle robe. qua. Noi non siamo capaci. Bene, abbiamo con noi prima di. Hai fatto già lo stacchetto? Sì, non me ne sono accorto. hai parlato fino adesso di Magnum Signora, Piano. faccia 2 o 3 urli così, faccia 2 o 3 ora. No, è simpatica. Da dove arriva la signora? Bologna. Ma È l'unica che lui si senza sente, microfono. esatto. Io come fa? Cioè io la cosa bella è che lei dice che non ci sente a noi, ma noi a lei sì, però è questa la cosa. Ma bene, ma proprio senti. Come si chiama? Michela. Ma incredibile. Al microfono incorporato. È una proprio. cosa incredibile. La signora dimmi, Sennheiser. Michela, dimmi. Siciliana. Si sente dall'accento, sono siciliana. Soci sono siciliana. Allora, siamo pronti perché alle 2 ci collegheremo con. Fra un minuto collegamento con Pino. Allora, prima di collegarci con Pino, fammi un pezzo di Pino Daniele qualsiasi, vai, qualsiasi. Fa presto. Allora, stiamo per collegarci con The Place, dove Pino Daniele e il suo gruppo si collegheranno con noi, ma canteranno subito poi? Canteranno subito? No, non si sa, Bozzi non c'è, ok. Bella, questa qui me la ricordo, ve la ricordate questa? E dimmi qualche cosa, non me la sa così, stasera sto sballando, che voglia ripartire, con 2 parole in bocca e tanta semplicità, potesse essere allena. E dimmi qualche cosa, non me la sa così, o viene sta passando e io voglio sentire, a fondo in mano la terra c'è che non guarda e non mi paro vera. Potesse essere allena che Luca ride ricchi e io mi sento vecchi. Potesse essere allena con mia figlia in braccio che mi tocca fare e non mi fa vedere. Dimmi qualche cosa, non me la sa così, mi sento un creatore che non può fare più. Volesse rubare senza me fa vedere tutte facce la gente. E dimmi qualche cosa, non me la sa così, o viene già passata e non puzzi più sentire, e mi è rimasta nulla l'attore dove andiamo e non può chiamare. Potesse essere allena con lo spinello mucca che mani rindazzata, potesse essere allena con una parola sola che meresse calore senza me fa guardare. Vai con la chitarra, alziamola, vai! Sì! Ehi! Bam, bam, bam. Collegamento con il The Place, dove Pino Daniele sta. Siamo collegati, dai. Siamo collegati! Eccoci. Siamo collegati! Pronto? Pronto? Eccolo qua, Pino Daniele! Allora, anche se da casa ci sentite perfettamente come se Pino Daniele fosse qui a Viva Radio 2, invece Pino Daniele si trova in collegamento con noi dal The Place di Roma. Come va, ragazzi lì? Bene, tutto a posto. C'ha la clac, c'è un sacco Ma di... c'avete... sì, Ma scusa Pino, ma c'è il pubblico. No, sono tutti parenti da Napoli. Hai visto? Pino si spara subito le Ma è battute. una festa importante. Lo so.
Tra l'altro ogni anno ci stanno i 30 anni di... ragazzi, qui adesso noi non è che siamo ne capiamo molto di musica, però a nostro modesto avviso, parere, insomma, voi siete veramente tra le band più forti e più importanti insomma, della musica italiana. Insieme, che ne so, posso citare PFM, Banco del Mutuo Soccorso, e siete veramente... Io oggi ho avuto modo, insieme a Baldini, di sentire le vostre prove, e facevamo fatica a capire che foste dal vivo, perché sembravano veramente dei dischi. Grazie, un bel complimento, grazie. Ma Franco Battiato c'è? Purtroppo sono qua, non ero stato avvisato e sono qua. E Pino si diverte con Sì, io sono faccio. pazzo. Senti, c'è anche molta stampa lì, no? Tutti i giornalisti più importanti d'Italia in questo momento sono lì. Credo di sì. Ah, ci siete giornalisti? Ci siete? Allora scrivete vendo 500 usati. Ci sono. Se noi indegnamente stavamo provando a cantare col maestro Cremonesi, potesse essere all'ero. Saluto il maestro Cremonesi, lo so. Saluti. Ti salutano. Sentito, Pino del Giambellino, perché lui parla così. Allora volevamo salutare anche Tony Esposito, Tullio De Piscopo. Allora li presento un attimo. Vai Pino, vai. Tullio De Piscopo. La leggenda. Questi sono gli applausi del The Place, i nostri sono fermi rigorosamente. Poi? Come in jeans. Uè Tullio, come stai? Hai detto che sei come il jeans? Sì, lui mi dice sempre sta battuta. Mi dice sempre Fiorello, tu sei come jeans. Sdrucito? Si porta sempre. Grazie Tullio. Stivido, stappa di bom, pappalo. Allora, Tony Esposito alle percussioni. Grande Tony! Rino Zurzolo al contrabbasso. Grande Zurzolo. La storia qua, ragazzi. Gio Amoruso al pianoforte. Sono emozionato, ragazzi, questa è storia, James Senese saxofono. Signore, possiamo partire? Eccomi. Allora, senti, allora attenzione, noi ci prepariamo perché questa è la prima volta che suonate dopo quanti anni insieme? No, non lo diciamo, sennò sembra una cosa che... Dall'altro ieri vi ho sentiti, ok, l'altro infatti, ieri. Allora, intanto volevo ricordare che questo CD, che sicuramente andrà a Rube, che io già ho e custodisco gelosamente perché Baldini se lo prende. Ce l'ho già. Ah, ce l'hai già. Non so se si è sentito. C'era già. Ricomincio da 30, a parte complimenti anche alla confezione che è bellissima, poi sono tutte le foto belle, stupende. E quindi adesso, signori, passiamo al live e indovinate qual è il pezzo che ci faranno. Appena ve lo dirò voi direte no. Yes, I know my way. Vai, Grazie.
pochi mo fa. Si andava così, non dare tanti giù, perché fatto due massi a soffrire, caccia correre. Si andava così, niente creato lo so. Allora, Napoli, 8 luglio, Stadio San Paolo, non ve li potete perdere e siamo noi che vi diciamo grazie. Grazie per aver ricostituito questo gruppo meraviglioso, veramente vi ringraziamo di cuore. E per il 3-0 al Milan anche, grazie. Senti! Ah, non ci sentono più? No. Non ci sentono più, quindi loro stanno continuando. Sì. Stavamo parlando al vento. Sì, esatto. Grazie Pino, comunque uguale, grazie. Ci collegheremo dopo ancora più tardi, con il The Place. Nel frattempo I programmi? I programmi della serata. Sentiamo i programmi della serata. dai. Dammi i programmi Sentiamo. della serata. Sentiamo, signorina, buongiorno. Cos'è questo? Buongiorno. Buonasera, saluti. Marco. Buonasera, ok. Questo pomeriggio alle 18 su Rete 4. L'Incompreso, ok, il film documentario sui discorsi di Antonio Di Pietro. Ma non si comincia male, lei fa le battute, non va Su bene. Discovery Channel. Vabbè. Alle 18 Lavori sporchi. Sì. Il gastroenterologo di Galeazzi. Ma ancora! Basta, signore, legga i programmi e basta. Ecco, signorina. Su Canale 5 alle 21. Occhio. Alle 21 Serial TV. Sì. Moglie a pezzi, la vera storia di Jack lo squartatore. Ma non è così, legga Rai 1 per favore, signora. Rai 1. Su Animal Planet alle ore 15 per la serie Animali spassosi. Enrico Cremonesi, il piccolo orango asessuato. Ti pareva? Ma non ce la faccio più, legga Rai 1, dai. Lettura documentaria. Ragazzi, su Rai 1 questa sera c'è la partita del cuore. Ah, sì. Infatti, con tutti gli anzianotti che scenderanno in campo, l'infertino è dietro l'angolo. Vabbè, scusi, finiamola qua che è meglio. Su canale 389. Ecco. No, basta. Non l'aveva letto, Hot Channel Hard. Il film a luci rosse che andrà in onda questa sera, molto tardi. Non si legge. Un film meraviglioso. No, non si legge, il titolo non si dice, basta. Basta. Lo posso dire questo dannato titolo? Ma lo dica. Lo Spegnimoccolo. Basta così, grazie. Abbiamo con noi un ospite oggi, ragazzi, Sì. un ospite che... Un grande ospite. Un grande, è venuta qui proprio, era di passaggio, stava andando agli internazionali di tennis. Che viene comodo, perché qua dietro- domani c'ha una partita contro non so chi, Una grappa. perché è difficilissimo dire il nome. Una vodka. Abbiamo la campionessa di tennis Flavia Pennetta.
appena Baldini, Sì? appena dici Non ho detto Flavia niente. Pennetta al pomodoro, No, non avrei mai detto così, perché so io. che stavi per dirlo, immagino. Al limite avrei detto se famo due pennette, che è un'altra cosa, però no. Ce l'hai una sorella, nel senso, appunto. due pennette, no, Guarda, scusate, sì. le mie cugine, quindi ecco sono là. tutte qua. Tutte pennette sono? Sì. Ma No, veramente? pennarella, pennetta. Devo dire molto e simpatica, pennina. esponente del nostro tennis italiano, Certo. per questi internazionali di tennis che stanno andando alla grande, soprattutto il torneo maschile ha visto vesciche, caviglie rotte, gente che se ne andava, arrivavano, oh, ma non voglio giocare più. La finale l'ha fatta uno contro il muro, perché ha giocato a muro. Menera Rogna sta terra rossa o no? Ma come mai? Diciamo che si sono ritirati molti giocatori. Ci sono stati tanti infortuni, non si sa come mai, ma anche nelle donne già si sono ritirati tre Chi? giocatori. Chi si è ritirata? La Moresmo. L'amore Smo, ma come? Quel pezzo d'uomo meraviglioso, quel tronco umano di quercia. Che aveva? Che cosa aveva? Male all'addominale. Ma va, ma di che se via un buscopan e vada a giocare. Ma su, Era in quei ma giorni, dai. dai. Ma su, Succede. gli regaliamo un coso. Ma che Scusate, è c'è un successo capo qualcosa. indiano. Chi è? Cosa succede? Signora, no, ma l'amore Smo, ma voi l'avete vista l'amore Smo? È un capo indiano, cioè. Lo senti? Cioè. Questa è una signora che ride, non ho mai sentito nessuno ridere così. Signora, mi guarda. Ma ride o sta morendo? È lei. Signora, guardi l'amore Smo quando entra quando parla. Col suo ragazzo, come fa? L'amore Smo, così dolce e carina. E allora, che tu fai là? Registratemela, mi prego. È un suono che non ho mai sentito in vita mia. Non esiste. Sì, è un misto tra il L'antifurto. pavone e... Sì. Sai il pavone quando allarga la ruota? Come fa? Il pavone allarga la ruota e... Mai sentito. Pennetta. Grazie Sassà, perché sennò... Signora, faccia una cosa, continui a ridere con la mano davanti, mi raccomando. C'ho Flavia Una Pennetta. bombola d'ossigeno. Allora Flavia scenderà in campo domani. Quale come si chiama? Campo numero è O importante. il centrale o il numero uno, non si sa ancora. Non si sa. E contro chi giocherai? Sdrebotnik. Che come abbiamo detto è una grappa alla prugna. Strebotni. Sì, esatto, Ma come Strebotnik. Strebotni? Ma di dov'è? Alla Non lo pesca. sai di dov'è? No. Giochi con una che non sai manco da dove Non mi viene. ricordo. Di dove sarà? Di Pipiteno? Strebotnik non può Ma essere di russa, può Bisceglie. essere russa? Sì, Russa, pure ma una che cosa- numero è al mondo? Sarà 25, 24 del Però, mondo. Sì. tu che numero sei? 27, 28. Però! Però, hai visto? E se batti lei, superi lei come numero? Sì. Funziona così? Sì. Potresti arrivare a... Chi è la numero uno in questo momento? La Enen. Eh? Eh? Che è un dopo barba? Enen, sì. La Enen. Enen, dopo Enen? barba. Justine Enen. Di dov'è? Belga. Belga, come l'insalata. Senti, e la... La numero 2. No, la numero 2 chi è? Il numero 2 Ivanovic. Uomo? Sì, sì, un E la Moresmodo sta? La Moresmo ormai numero 15, 16, ormai è andata ormai, indietro, sì, si è non sta andata giocando indietro. benissimo. Ricordiamo Flavia Pennette di Brindisi, no? Brindisi. è giovanissima, poco più di 20 anni. 26. 26. Giochi da quando ne avevi? 3. A 3 anni. A Brindisi si gioca a tennis a 3 anni. sì. Incredibile, eh? Com'è la battuta di Brindisi che mi ha detto prima? No, Sentite. la facevano i brindisini, facevano. È meglio Brindisi che Parigi, perché a Parigi Bravo, si può ok. fare un Brindisi, ma a Brindisi non si può fare un Parigi. Era meravigliosa. E questa è bella, Mi ha fatto molto ridere. Molto ma molto ridere. Flavia, a che ora giochi non si sa neanche. Non si sa, Lei si non sa. sa né con chi gioca né a che ora. Né che numero è? Lei si presenta lì allo stadio, al campo e dirà quando chi è gioco. la- No, l'orario di gioco lo faranno verso le 5, le 6, quindi bisogna aspettare. Non so Veramente, che possibilità hai di vincere contro questa come si chiama? Vodka, questa Diciamo che è una partita dura, difficile, però si. Su 3-7 giocate, no? Sì, però si può vincere. Si può vincere. Sì. Noi te lo auguriamo, veramente, glielo auguriamo di cuore. Augurare? Grazie. Te lo auguriamo, non si dice? No, nello spettacolo, nello sport sì, ci auguriamo di cuore di poter non solo battere, ma proprio strapazzare questa. Ma la Kurnikova non gioca più? No, fa la modella. Ah, basta, cavolo, chi se ne lei. frega. E quell'altra russa, quella bella La che. Sharapova. Che è nuova. Sta a Roma, sì, c'è, c'è pure qua, que- sta giocando, si allena. Ma non è al torneo? Sì, sì. Ah, c'è anche lei? Che c'è. numero è la Sharapova? 3.
Numero amici 3. ascoltatori, la Sharapova o Shaparova, com'è? Sharapova. Sarà un po' Shaparova. Sì. Ok, va bene. Pennetta, rimani con noi? Certo. Perché ho qui 2 racchette da, come si chiama quel gioco? Quello lì? Volley? Volano. No, volano. Volano. C'ho due racchette da volano, volano. e faremo un esperimento radiofonico di volano. Sì. Com'è che si chiama? Badminton. Ma chi? Sta roba Sì, con i racchettini? badminton, sì. Badminton. Ci sono i campionati di badminton. Sì, che si gioca con quella palla con le piume, tipo quella con le piumette, Sì, no? quella con, e sembra faremo uno un shuttle. incontro qui di mezzo set radiofonico, sentirete solo i Tra rumori. Fiorello e la pennetta. Esattamente. Sì. E adesso è il momento della politica, ragazzi. Sì. Anzi, prima musica e poi politica. La canzone Ormai Innamorata sta avendo successo, Sì, tra l'altro sì, la passano anche a Radio DJ, quindi Sì. salutiamo gli amici di Radio DJ. Grazie. E anche altre radio, anche altre Sì. radio la passano. Sì. E quindi sentiamo questa Innamorata. Francesca Sortino e dopo voglio raccontarti di Mike, che l'ho chiamato l'altra sera a mezzanotte e 10. E era lui sveglio? era sto guardando un film, che vuoi? Così mi ha detto. Questa è stata la Ok, risposta sentiremo, dai. di Mike. Dai. Ciao. Sentiamo come poi Cremonesi mixerà chissà con che cosa, perché lui ogni volta a questa canzone ne attacca una di suo. Sentiamo. Taking my time when I'm feeling so fine, when the sun is still shining, always in my life. Wish I could be in this dream I believe, like the sun in the sea, with you and me. Taking my breath with the wind in my hair, always calm and so fair. Wish you could be there. Now is the right time to carry me where? In the light of the day, coming here to stay. Loving this feeling, looking always so silly. This is what I should say when you come my way. This is the time now to shadow the marble, completing me somehow, just every day. Yo soy enamorado, yo soy enamorado. They say this is why when I say I was there to be too enamorado. Yo soy enamorado, yo soy enamorado. They say you're so lonely and I see me only as estoy enamorada. Taking it slow, never did it before. When the moon is so bright, I open my Ecco, eyes. in questo momento la nostra campionessa di tennis è su una sedia che sta ballando questa canzone innamorata. Ha mixato Cremonesi. Ma bravo! Sei bravo! Sei bravo! Cos'era? Era Scandalo al sole. Scandalo al sole, ecco. Scandalo on sun. Tremonti dichiara: in Italia serve più rigore. Oh. Moratti replica: se sto rigore arriva non lo faremo tirare certo a Materazzi. Sì, infatti. Caro Marco, scherziamo, mi raccomando, ti eri un po' giù Materazzi. Ieri sera nei vari programmi sportivi gli hanno hanno detto massacrato tutti i colori. tutti. Un rigore sbagliato. Ecco, ragazzi. cosa vuoi che Oh. sia? Nel campionato, dai. Certo è. Ce ne saranno altri. Allora, voglio dirti una cosa, io non so se accettare. Mi ha chiamato Vito Scala. Sì. Sai chi è Vito Scala? Vito Scala è il massaggiatore, preparatore atletico della Roma, in particolare di Totti. Sì. Allora, come stasera c'è la partita del cuore, mi ha detto se poteva andare alla partita del cuore, ma io non posso, che ho un impegno a Napoli stasera, insomma, non ci sono. Poi dopo mi fa così, no? E rideva perché insomma, stava un punto, mi fa, stava un punto, vabbè. Senti, se dovessimo vincere così, fa, io e Totti veniamo a Radio 2, viva Radio 2, Sì. e io Sì. Dimmela. dovrei cantare Grazie Roma, cioè Sì. nonostante ho perso lo scudetto. Però siccome potrebbe essere una cosa scaramantica, io dico lo faccio. Sì. Lo faccio. Quindi se a Roma dovesse vincere lo scudetto, io mi metto qua e comincio a fare In Grazie mutande? Roma. In mutande giallorosse. No, poi mi riprendono. No. Con la maglia della Roma. Con la maglia della Con la Roma, maglia dai. della Roma. Sì. Metto la maglia della Roma e i calzettoni Ok, della Roma. vai, sì. Ok? E le mutande sotto. Faccio con la maglia, quindi maglia. Ok. Allora, Ok? l'ha detto, E bene in avete casa si registrato? veste da puffo, ha detto Sì, vabbè, Giovanni in casa, Benincasa. cioè. Allora, registrato, caro Vito Scala, sei avvisato, quindi augurissimi voi alla partita.
e augurissimi per lo scudetto. Abbiamo una radiopromozione, dopodiché Flavia Pennetta, la nostra campionessa di tennis, si esibirà in una canzone. canzone. Lei ha detto di non saper cantare, ma qualcosa tutte le tenniste cantano mentre si fanno la barba, sai come sono fatte loro. Prego, radiopromozione. Sai che lo yogurt Vita Snella Vita Più ha un nuovo gusto? Certo, è il gusto grande mela. Sì, New York. È il grande concorso Vita Più. Acquista un prodotto Vita Snella da Banco Frigo fino al 7 luglio e puoi vincere una settimana per 2 persone a New York con 5.000 euro da spendere in compagnia di un personal shopper. E in alternativa puoi vincere una city bike al giorno. Senti, mi passi un altro Vita Snella Vita Più? Regolamento su www.vitasnella.it. Valore Montepremi 27.810 euro, IVA esclusa. Attenzione, andiamo al The Place, andiamo al The Place. Ancora? Sì, sentiamo. Andiamo al The Place. Cosa stanno facendo? Napulè, sta cantando Napulè. Gianni Senese al sax. Che meraviglia, ragazzi. Camporano sola mare. Napoli mille colore. Grazie. Grazie al nome di Giansenese, Tony Esposito, Rino Giurgiolo, Alfredo Golino, Juan, Sei dal vivo, Pino Maestro Podio, Fabio Massimo Colasanti, Agostino Marangolo, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Tullio De Viscovo e Gio Amoruso. Grazie. E Fabio Massimo Colasanti. Pronto? Mi sentite? Chi è? Sono Piero Daniele, volevo parlare un attimo di una cosa importante che volevo fare qua. Pino! Ne sopporto uno o due. Pino, noi qua abbiamo sentito, voi non lo sapevate, ma noi eravamo aperti in radio, quindi siete andati in onda con Napulè, complimenti. Devo dirti una cosa importante, Pino, mi senti? Sì. Sta per arrivare qui un grande jazzista, un jazzista che veramente... Il jazz che cammina. Ci sono artisti che vengono qui a Via Radio 2 per poter duettare con... questo nostro jazzista che si chiama Paolo Fava. Sono già partito io. Come sei già partito? No, aspetta, deve ancora entrare, Pino. Con Pigro, sono partito già con Pigro. Ok, tu vai che ora lui entra. Vabbè, sta arrivando. Sta arrivando, sì. Eccolo. Dai, Ceppa. Sì. Buongiorno. Eccolo. Allora, siamo pronti per suonare. Ciao Pino, come stai? Ciao, è già pronto alla base. Li conosce, no? Tutti bene. Ci abbiamo suonato parecchie volte, ho migliorato alcuni brani suoi. Sì, tipo? Sì. Abbiamo fatto una volta Fava a metà. Ah, Fava a metà. Ah, una Fava a metà, sì. Lei li conosce tutti i musicisti, Esattamente, no? Ci li conosco tutti. C'è anche una Fava in blues, eh? Sì, la Fava in blues.
Esatto. C'è anche un potesse essere fava che, Potesse essere fava, che non è male. che non è male. Sì. Allora noi perché Li conosci di quei musicisti? Beh, no? certo, sono Pino Daniele, ho tu dell'Episcopo, Tony Esposito, già messa Sì, però ci sono anche Marangolo, Vitolo, Zurzolo, scusi. Ma con Zurzolo abbiamo fatto delle serate indimenticabili. Zurzolo era veramente una roba. Ciao Zurzolo, come stai? Tutto bene? Fammi cenno con la mano che ti vedo. Grazie, mi ha già salutato. Anche se non l'ho perfetto, visto. ok, sì. Potremmo fare Yes I Know, My Fava. Ah, Oppure, certo. oppure E fai. se non mai fava, dai. va No, bene. no, fai quella di prima, va. Viento e meglio fava, là. se no. Ok, Quale, Pigro? Pigro? Signore Pirlo. Pirlo? Fava O Daniele. Come fava Danilo? Paolo Fava e Pino Daniele. Ah, ecco. Perché se diceva Daniele Fava era peggio, capito? Era peggio, Sì, era Fava. peggio. Vai, sentiamo. Vai Ceppa. Ecco il maestro Fava. Sta suonando. Fin qui. Ecco, qui si riconosce. La nota calante. A me più che fava mi sembrano fagioli però, Scusate, non posso essere No. offeso così. la mia volontà. Signor Fava, non è... A me mi sembravano fagioli quelli neri, sai? Quelli di scatola. Allora, a questo punto il jazz. I borlotti. Ah, ecco quelli là, sì. Esattamente. Quelli che per salvarsi si mettono nei cubettini là. Sono i cubettini come brazzoni. Beh, caro Pino, potremmo anche finire così, anche perché perché credo Fava che non meglio. riesce a replicare. Proprio le cose che lui fa le riesce a fare una volta Però sola. l'abbiamo registrato, quindi possiamo perfetto. tenerlo come Ma documento. perfetto. Allora noi vi salutiamo qui dalla nostra, anzi guarda, lascio la parola a Floral, così almeno finisce. Fiorello, non riesce a dire Purtroppo le la R, R non ce l'ho. Pino Daniele è uno di quelli che preferisco proprio per questo Perché non motivo. ha la R. Non ha una R né Esatto. nel nome né nel cognome. Sì. Zozzolo mi sta un po' sulle palle, devo dire. Senese va bene. Senese perfetto. È perfetto, ok. Allora io vi saluto, grazie. Grazie Paolo Fava. Grazie a voi, Ciao Pino, grazie. Ciao Poi- Fiore, grazie. Grazie a voi, mi raccomando 8 luglio San Paolo e poi questo ricomincio da 30. Per i Ricomincio da prossimi 30. 30 anni, dai, i prossimi Va 30 anni. bene, grazie Pino Ciao, Daniele. ciao, grazie. Ciao a tutti. Bene, allora bellissimo, tutto live. Flavia Pennetta, che non Eccola. sta nella voglia, dice che non vuole cantare, non ha mai cantato in vita sua. Dopo quello che ci stai facendo sentire, non posso cantare. Giochiamo a tennis, facciamo quello che vuoi, ma cantare no. Lo senti l'accento come ce l'hanno a Sì, un po' Brindisi? tarantino, parlano a strani. Brindisino, No, sì. parlano strani. È vero, Parlano tutti così, parlate. Parla un po' in dialetto brindisino. Vediamo, sentiamo. Saluta i tuoi amici di Brindisi. Piccione, com'è? Non lo so parlare. il Non so dialetto parlare, brindisi. brindisino, non so parlare, non so Se parlare. tagli a diri. Ecco, sentite, sembrano giapponesi. Ti ciaccadini. Sì, che vuol dire? Traduzione? Ti ciaccano muta hotto. Significa che cosa ti devo dire? Ah, tu ho capito. fidati. Quando giochi contro, come si chiama? Strabotnik. Strabotnik, ogni tanto me ne facci fai ticchi. Lei proprio. Significa, e anche in siciliano si dice così, chi stai a dire? Significa cosa ti devo dire, no? Bravo. Teron, se più facile. Senza lo troca. Senti, ti piace Negramaro? Sono delle tue parti? Sì. Conosci qualche pezzo di Negramaro? Sì, lo conosce. No. Cremonesi, vieni Cremonesi. No, su. mi Intona, rifiuto. Mi rifiuta. Si rifiuta. Vabbè, non la facciamo cantare, visto che Grazie. magari portasse male. Quindi tra un po' giocheremo a come si chiama? Blackberry lì. Badminton. Badminton. Tra un po' ci collegheremo allora, novità di oggi, novità assoluta con Moratti, perché quell'uomo che ieri veramente i labiali di Moratti Sì, si erano vedevano. meravigliosi. Tutte le meravigliosi. televisioni d'Italia. Sì. Era proprio incredibile. Poi, ma soprattutto Mancini. Sì. Mancini veramente È ne ha diventato dette destro, di tutta quanto era attenzione. incazzato, sì. Eccolo qua. Oh, finalmente. arrivata la notizia? Oh. Niente. Era una notizia che Che non si purtroppo può dire, sì. non si può. Andiamo non si in può. galera. Potremmo, Allora niente. quindi lasciare. È arrivato anche il direttore di Rai 2, Sergio il nostro Valsania. Sergio Valsania, contenti. Quando è con la cravatta?
È in veste ufficiale. Sì, sai, vedere un comunista con la cravatta non è. No, scherziamo. Non è il comunista. Contento perché la radio sta andando bene, è andata bene, gli ascolti di Radio 2 sono cresciuti, è vero. sono cresciuti, beh, siamo molto, molto contenti. Adesso ancora politica, signori. Il nostro neo ministro della difesa, Ignazio La Russa, che adesso addirittura ha acquisito 2 importanti cariche in pochi giorni. Sentiamo, eh? Buongiorno. Che fa? Sto provando il telefono. Sembra un'altra cosa, Ignazio. Insomma, ha parlato di 2 cariche lei. Sì. Insomma, non sono niente di particolare. 2 carichette semplici, diciamolo, anzi. Decidetelo! Ok, ce lo diciamo. Insomma, ministro della difesa e reggente di Alleanza Nazionale sono 2 belle cariche. Lei parlava di quelle cariche. Di quali, scusa? Ma quelle sono robette da femminuccia. Io parlavo delle cariche di ieri. Ecco. Prima ho ordinato una carica dei parai in assetto antisommossa per eliminare la fila che avevo davanti alla cassa del supermercato. Ecco, una cosa proprio. Abbiamo lasciato sul campo 10 vecchiette e alcune castiere, ma sempre democraticamente però. Fare la spesa con i parà è una bella comodità. Senta, e la seconda carica? Qualcuno mi avrà visto nei TG. Sono andato al raduno degli Alpini a Bassano del Grappa. Sì, a fianco di Giovanardi, l'abbiamo vista. Anche lì ha ordinato una carica. Ma certamente, proprio a Giovanardi. Gli ho detto carica! Carica 2 botte di grappa nardini nella mia macchina, gli ho detto. La sua auto blu ministeriale. Ma che minchia dice? L'auto blu non è da uomo. No? Io mi muovo su una mototrebbia cingolata a vapore. Io il telepass non lo imbocco, lo distruggo. Senta, oggi sul giornale c'è una sua intervista, addirittura parla di Fiorello. Avanti, ora lei mi dica se Fiorello è un cognome davvero sicuro. Dai, secondo è me troppo no. effeminato. Ha ragione. E poi non ha un curriculum, insomma, cosa faceva da giovane questo Fiorello? Mentre io andavo a mettere il tritolo nelle cave di marmo a Siracusa, Ma che lo faceva? sanno tutti, dai, lavorava nei villaggi turistici, lo Ma sanno. il villaggio non è una vacanza da uomo. No. Un essere che cammina in infradito e pareo, io lo considero un ibrido. Anch'io. Ieri mi ha chiamato mio nipotino di 9 anni. Carino, come si chiama? Spartacus. Mi ha chiesto un suggerimento per una vacanza. Sì, lei cosa gli ha consigliato? Una passeggiata in montagna alle terme a Ischia? Ma che stai scherzando? Gli ho consigliato i fanghi a Chernobyl. Grazie a Ignazio Russo. Allora, attenzione, Maroni prepara il pacchetto. Maroni. Sicurezza, i clandestini. Attenzione perché i clandestini potranno essere respinti anche in mare. I napoletani che pensano di nuotare oltre la boa, nuotino con la carta d'identità in bocca. Perché se no. Allora, cosa abbiamo in serbo qui? Dai, Cremo, facciamo una bella canzoncina. Cioè lui parla di stacchetto, canzoncina. Un stacchetto e canzoncina. Siamo il paese dei puffi, con stacchetto, dai, canzoncina. su. Scusa. Che vuoi fare? Non è da uomo. E che canzone vuoi cantare? Una canzone vecchia. Che palle. Beh, giovani non siamo, dunque. Dai, dovevamo far cantare la Pennetta. Infatti. Sai che Pennetta, non la sai sta cosa? Succede sempre. Quando prima di un incontro le tenniste, proprio si dice sta cosa, non vogliono cantare un programma radiofonico. Sì, perché il giorno dopo perdono sempre. Non è vero. Verissimo. Non è vero, è successo. È il contrario. Una volta è venuta qui la Morosmo, ti ricordi? Sì, è quel vero, giorno? una volta la Morosmo. Ti ricordi che La Vian Rose le aveva chiesto di cantare. E ha vinto. Se non l'avesse cantata. Tu puoi cantare una canzone brindisina però. Scendo marito quelle robe lì tutte. Niente, non c'è vero. Sì, ma è Negramaro. Neanche Negramaro, so che ti piace Negramaro, l'ha detto la Pennetta 2 qua. Pennarella lì ha detto. Senti, due colleghe italiane chi c'è? Scusa, Flavia La Pennetta. Schiavone. La Schiavone è un nome da uomo. Schiavone, Knapp, Errani. Knapp? La maionese? No, ma che maionese? Il dottor Knapp non era sì. per il mal di te, per i denti. E lei è la figlia di Knapp? No. Dai, lei anziché della fascia di averla sulla fronte ce l'ha sulla guancia.
Dottor Knapp, è vero, non Te lo ricordi? ricordi? L'omino C'era così. l'omino con la mano sul dente, Knapp, con scritto Dottor Knapp. E come brava la Knapp? Sì. Che Ma di numero dov'è? è? Di dov'è? Di Brunico. Ah, quindi cioè, italianissimo. Sì, Brunico è italiano. Brunico parlano un po' così. Sì, esatto, yeah. Sì, perché sono un po' Sì. con tedesco e Sei un po' anche italiano, Zitto. Poi c'è la Garbin, la Vinci, la Sant'Angelo, diciamo siamo un bel gruppo. Beh, anche siciliane vedo ce ne sono parecchie. Garbin, Garbon, Vadin. Sì. Tenniste siciliane ce ne sono? No. 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 A noi il tennis non ci piace. A noi il tennis non lo amiamo particolarmente, va. Che vuol dire? Che gioco è? Io ti do la palla a te e tu me la redai. Non ce la da fare. Dai, se tu me dai una cosa io me la tengo. Che gioco è? Che c'è il tennis e poi c'è il racket da tennis, capito? Espulso mi sono perché questa è bruttissima. Vabbè. Terra rossa domani, mi raccomando. Sì. Come sarai vestita? Tu cosa usi? Io. Gonnellini o pantaloni? Gonnellina bianca e maglietta viola. Ah, Ma vieni, porta viola, bene. brava. Magliette viola. Io sono tifoso della Fiorentina. E magliette viola. Va buono. Che cosa abbiamo adesso? Pubblicità, ma Pubblicità, guarda te. Pubblicità, arriviamo subito dopo, Vai. Vuoi andare a Barcellona? Scegli la nave. Con Grimaldi Lines conviene. Tariffe speciali valide tutto l'anno. Paghi 2 e parti in 4 e la tua auto viaggia gratis. Prezzi super vantaggiosi anche per Francia, Tunisia e Corsica. E se prenoti adesso, spendi ancora meno. www.grimaldi-lines.it e scopri l'offerta più adatta a te. Allora, senta, mi fa la cucina. Mi raccomando le piastrelle, poi il bagno, i vetri e mi lucida il perché. Ha capito tutto? Per le pulizie di casa, affidati alla natura. Vaporetto Liquaspirapolti è l'aspirapolvere che ha in più la forza del vapore. Pulisce tutto in modo veloce e naturale. Consigliato contro le allergie. Acquista oggi Vaporetto Liquaspira. Riceverai una macchina da caffè Et Espresso con 24 capsule. Offerta valida fino al 30 giugno 2008. Regolamento su polti.com. Polti, innovative by nature. Italiani, Model Piero vi fa un annuncio importante. In nazionale ho imparato a bere uliveto. E perché? Perché mi aiuta a digerire. E quindi? A vivere in forma. Italiani, Alessandro Del Piero è campione mondiale di bocce. Di calcio, madre superiora, di calcio. Uliveto è l'acqua dei campioni del mondo. So pasta Sigma e so buonissima. Mo il grana allora e a qualità da pommarola. I prodotti Sigma sono tutti di gran qualità e a maggio sono ancora più convenienti. Sigma, così buoni, così vicini. Vivere meglio con poco? Scopri Smart for Too Easy. Porta il tuo usato smart di almeno 6.000 euro o un anticipo di pari importo e avrai una smart nuova per 2 anni senza pagare alcuna rata. Al termine potrai scegliere se riscattarla, rifinanziarla o riconsegnarla. Vieni il 16, 17 o 18 maggio. Se l'acquisti avrai cartissima Kuwait con 500 euro di carburante. Think Smart. Offerta soggetta a restrizioni. Informati negli Smart Center o all'800 006 006. Martedì 13 maggio e dico martedì 13 maggio Patti Bravo 1968 2008 ricorrono i 40 anni Tu mi fai girare come fossi una bambola. La bambola! Tu mi fai girare, sì, Patti Bravo, in anteprima assoluta, viva Radio 2! Patti Bravo! Ricordate, il martedì 13 maggio! 13 maggio! E tu, con tutti i suoi successi, Patti Bravo! E tu mi fai girare come fossi una bombola! Eccolo. Eccolo
Eccolo qua, il nostro uomo speaker che fa questi promo. Sembra sul Grandioso. vaso. Consentimi di fare una cosa molto importante. Quando siamo stati era sabato sera, abbiamo fatto uno spettacolo per la signora Emma Marcegaglia, che è presidente della Confindustria. Ha fatto questo spettacolo, cui ricavato e i soldi andranno a un progetto che si farà, anzi già da parecchi anni che stanno lavorando, fanno delle cose meravigliose per i bambini di Haiti. Quindi ci hanno chiesto, visto che noi facciamo la radio, quanto ci costa mandare un SMS? Pochissimo, basta io vi do il numero, quindi inviate un SMS solidale, quindi contribuisce al progetto Piccolo Fratello. Il numero è il 48548. Segnatevelo anche voi in studio se volete, facile, SMS, lo mandate. Ripetiamo, 48548. Nel corso della puntata potete mandare tutti gli SMS che volete. Grazie ancora. E allora, caro Baldini, dimmi tu. Niente. Abbiamo da collegarci con quel musicista che non sentiamo da tanto tempo. Guccini. Volendo. Purtroppo... O se no, chiamiamo, scusami, l'hai detto prima. Moratti. Ma Moratti non si può chiamare. Perché no? Come fai a chiamare Moratti? Oggi è una giornata. A casa abbiamo il numero, proviamo. Dai. Proviamo a chiamarlo. Sentiamo com'è andata. Se veramente si è arrabbiato per quel rigore sbagliato o no, dai. Se si è adirato con i suoi giocatori nel dopo partita, sentiamo un po', dai. Allora, sì. Sentiamo. Sono delle interferenze sulla linea di casa Moratti. Sentiamo. Pronto? Allora, Presidente, buongiorno, alla radio. Concede una piccola intervista, sì? Lo prendo come un sì. Assolutamente, comunque. Senta, cos'è successo negli spogliatoi nel dopo partita? Si è adirato con i suoi giocatori? Abbiamo avuto una simpatica discussione, cercando di capire simpaticamente i nostri errori, e insomma, si è permesso che ce ne siano stati. Porca troia. Presidente? Come? Cosa ha detto, Presidente? Ho detto concepirla una partita che sembra impossibile, insomma. Senti, ma come mai il rigore è stato tirato da Materazzi e non da Cruz, che è rigorista ufficiale? Marco è un ragazzo molto simpatico, insomma, si è preso la grande responsabilità, purtroppo simpaticamente è fallito. Succede. Insomma, va bene così, non importa, insomma. Pirlo. Senti, sono delle... Lo scudetto non vendo la scafatese. Materazzi fa rima con sticca. Presidente, cosa ha detto, scusi? No, che si prospetta una finale da pazzi. Ecco, avevo sentito una rima. Ma se la Roma dovesse vincere lo scudetto, cosa direbbe ai suoi giocatori? Innanzitutto, insomma, farei complimenti alla Roma, che è una squadra simpatica. Insomma, poi guardare negli occhi i miei giocatori, insomma, gli direi bravi, simpatici. Ci abbiamo provato, insomma, io stesso. Sono contento lo stesso, insomma, sono veramente sereno, veramente... sereno, incazzato come una biscia, porca troia, li metto tutti a 40 carponi a brucare l'erba di Appiano Gentile, almeno risparmio sul tosa erba, gli faccio i tatuaggi a calci nel culo. Presidente, è ancora aperto? Lo vendo al mercato ittico, lo vendo altro che mancio, al trancio lo vendo come la cernia, insomma Zanetti gli spezzino i capelli perché non se ne può più di vederlo con la riga di lato come si faceva negli anni 80. Grazie, stacchiamo il collegamento, applauso al Presidente Moratti. Sei un po' adirato, ma giusto un attimino. Guarda, ho trovato una canzone meravigliosa, ragazzi. L'ho trovata tra scartabellando, si dice il verbo scartabellare. Tra i testi ho trovato un pezzo della Formula 3. Vi ricordate la Formula 3? Vi ricordate? Non mi ricordo, Alberto Radius, vi ricordate? Pezzo scritto da Lucio Battisti, si intitola Questo follo sentimento. Bello. È una meraviglia. Visto, hanno fatto. Abbiamo un pubblico preparatissimo. Pennetta Flavia, tu cosa fai? Giochi anche con l'iPod? Si può giocare con l'iPod a tennis? No, perché devi sentire quelli stanno sul non si può tenere il telefono acceso, sentire musica, leggere. Io pensavo. È un bello sport, una palla e l'altra, carino. arrivo. Ma cosa bevete? Cosa bevete tra quando vi sedete lì che vi asciugate? Michele al detergete? Acqua, Gatorade, di tutto.
Pubblicità fatta adesso le devi dire pubblicità. tutte. Acqua Gatorade, sparate. tutte Ma la adesso. banana l'ha mangiata ancora, quel Sì. pezzo di Io banana. personalmente bevo solo acqua e mangio la banana. Perché si assegue, sai perché? Perché la banana è ricca di potassio. Si dice sempre, la mamma mangia la banana che c'è un potassio. Ma il potassio a che minchia ti serve? Mia mamma non sapeva manco cosa fosse il potassio, però però faceva scemo. scena. Certo. No, perché è per la verità, il potassio. Potassio le piante. Sì, capisci? esatto. Il passato del verbo potare. Allora, scusate un attimo. Mi espello perché è una cosa così. Allora, Cremonesi, non vedo l'ora di fare sta canzone, Sì. faccia bellissima, eh? Bene, Poi dai. il pubblico la conosce a memoria. Sì. Andiamo? No, stai qui, sei ancora fermo. No, che... facciamo un risico. Sei girato di là. Giochiamo. 1, 2, 3, 4. Vai con le mani! Cosa c'è negli occhi tuoi, negli occhi miei? Che cosa c'è? Io lo conosco, questo momento, la voce del vento cresce dentro di me. La musica suona, io non la sento, la gente balla, io non la vedo, la luce rossa, la luce gialla, diventi bella sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ah, l'amore, questo folle sentimento che... più ritorna da me, questa volta il tuo volto per te, io mi sto innamorando di te. Baba, baba, baba. Quando ti ho vista già lo sapevo che cosa accadeva, già lo sapevo a cosa serviva cercar di fuggire, tanto valeva lasciarsi cadere. E adesso son qui, pazzo di te, desidero te, nient'altro che te. La luce rossa, la luce gialla, diventi bella sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ah, l'amore, questo folle sentimento che... più ritorna da me, questa volta il tuo viso perché io mi sto innamorando, mi sto innamorando, mi sto innamorando di te. Gioia. L'abbiamo fatta. Formula 3. Sono andato un po' fuori tempo in un punto, però l'ho ripresa dopo. ripresa, sei stato bravo. Ma grazie. Complimenti. Bravo. Voilà, limonate. Visto che si parla di musica, quest'oggi abbiamo lanciato questo Pino povero Daniele cantante e il suo gruppo. Purtroppo c'è il dramma, ragazzi, di il dramma Francesco di Guccini. Francesco Guccini. Non riesce più, Guccini non riesce più a scrivere, l'ha detto lui. No, l'ha ha dichiarato perso lui. l'ispirazione. L'ha perso l'ispirazione, noi l'abbiamo lasciato stare per una settimana, però noi vorremmo aiutarlo. Non riesce più a scrivere belle canzoni di un tempo perché ha smesso di fumare. È ingrassato Lui dice: come un ho smesso tacchino. di fumare, ingrasso come un tacchino e non ho più la vena creativa. Sentiamo se le cose sono migliorate. Dai, sì, forza, proviamo a chiamarlo, dai. Chiamiamo Pavana, che è il posto dove ha la casa Guccini, in Emilia Romagna. Sentiamo se c'è. Pronto? Buongiorno Guccini. Senta, è riuscito a ritrovare l'ispirazione? Oh ragazzi, purtroppo non ho ritrovato mica nulla, non ho ritrovato niente. Ci dispiace, Francesco. E non è che non si provi, guarda, si prova. Sono qui che mangio come un babbuino, purtroppo il fumare mi manca. Lo so, però fa bene alla salute. Provo tutti i giorni. Lo so. Perché ieri guardavo l'asfalto di Ugo Bassi, sai dove è Ugo Bassi? Ho avuto un incubo.
sembrava di aver ritrovato l'ispirazione. A un certo punto ho detto, ecco qua la canzone mi viene. Allora, che ha scritto? Ho scritto. L'asfalto scivola grigio e di colpo arriva Topo Gigio. Mamma mia, non è proprio. Che puttanate scrivo, ragazzi. Sono delle cose che non veramente. si butti giù, che dai, maestro. Vedrà che troverà Fermo, che forse mi è venuto. Gli è Mi è tornata arrivata? l'ispirazione. Ci faccia sentire subito, a caldo. Mi Dai. è tornata l'ispirazione. Vai. Tu mi piaci anche quando taci. Mi piaci perché sei una sarta. Mi piaci perché porti la quarta. Niente da fare. Purtroppo è uscita un'altra cagata. In effetti lei ha non scritto... riesco più a fare le cose belle che Ha facciamo una scritto volta. cose più belle, sì, è vero. No, se lo paragoni a me, se tu paragoni a me il biondino degli 883 sembra Mogol. Che era quello che non scriveva. Vabbè, dai, si Niente, sforzi, provi a creare, magari si sblocca. Un attimo che mi sforzo, devo ricordare le mie vecchie cose. Se avessi previsto tutto questo, ogni caso che devo fare, bella conclusioni. questa. E la locomotiva, aspetta una. Viene Ecco. qualcosa? Sì! Eccolo. Oh, eccolo qua, Ecco, l'ispirazione, eccola qua, Sì, l'ispirazione. Vada. Oh, guarda. Eccola Non arriva. mi sblocco, ragazzi, nemmeno con il bifidus actus regularis della Ci provi un attimo. Adesso ci provo. Eccolo. Mi è venuto, ragazzi, mi è Attenzione. venuto. C'è. Oggi mangio primo e contorno e poi vado al cinema porno e niente da fare. È meglio una martellata sui maroni. Sì, Che da me. Arrivederci, grazie. C'è niente da fare. Fa ridere. Allora, grande puntata oggi che potrete seguire questa sera in replica. Ricordiamo che c'è la replica ogni Sì, tanto certo. alle 22:40 circa. C'è questa bella replica con concerto di Viva Radio 2 finale. Praticamente ogni sera c'è Sì, questa c'è cosa il qua. concertino. Molto Poi bello. sentirete la pennetta che canta stasera. Sì, non ha voluto cantare. La pennetta la vedremo domani giocare qui al Forte, come si chiama? Foro Italico. Foro Italico. Forte Village, stavo dicendo. Forte de Marmi. È un po' larga la prende. Al Foro. Andatela a vedere, sì, perché anche questo è importante. Tra l'altro poi nelle ultime i tornei femminili sono stati sempre molto più interessanti di quelli Mi maschili. è venuta una minchiata. No, Baldini, Se volete vedere la pennetta, mettetela nel computer e scaricatela. Fuori. Neanche l'applauso è stato fortissimo, per cui. Ma era una minchiata. E questo è il trucco per tirare l'applauso, certo, perché dici neanche l'applauso era forte. Abbiamo proprio la scelta. Diciamo, ci siamo quasi, ufficializziamo questa cosa. Domani, se guarderete il TG1, il buon Vincenzo Mollica oggi è venuto qui da noi, ci ha fatto un'intervista di 30 minuti e ne andrà in onda 3. Pensa su 3. 30, abbiamo fatto cose per 30 minuti con Vincenzone e quindi domani spiegheremo quello che succede, perché il giorno 15 maggio uscirà. Esatto. Il CD di Viva Radio 2, Viva Radio 2 uscirà il 15, sono due CD, uno è Classic con tutte le cose vecchie che abbiamo fatto nel passato, Sì, Moccia, che hanno fatto la storia. Esatto, e poi il CD invece con le cose di quest'anno. Abbiamo pensato di non fare la scommessa perché non era una cosa carina dire se dovessimo andare al numero 1, che vuol dire? Sembrava quasi un ricatto ai nostri radioascoltatori. Invece quest'anno abbiamo pensato di fare l'Asiago Pride. Quindi in via Asiago il 12 giugno venite qui con degli strumenti musicali, pentole, fisarmoniche, tamburi, trombe per un'ora e mezza. Noi saremo su un camion addobbato a orchestra, ecco Balzania, nel frattempo che non tu lo senti, sapeva. mentre tu senti fai il conto dei soldi che ci vogliono a preparare Serve questa un cosa. camion, va bene un anche camion, quello della tra nettezza. l'altro, coriandoli e stelle filanti da consegnare a quelli che abitano nel quartiere. Sono solo 2-3 mila. Chi abita nel quartiere? Maestro Camilleri abita qua a 3 porte da noi e gli porteremo coriandoli e stelle fumanti e lui ovviamente se le fumerà. Sono le stelle fumanti, le stelle fumanti. Questa era bella. Allora mi raccomando, il 15 maggio tutti per strada. Dai. Ovviamente noi non saremo seri, saremo vestiti da Oba Oba, con come le minimo, pagliette, certo. almeno Oba Oba. Cremonesi, ti voglio vedere in gonnellino alla Josephine Bacher. Sì, certo. No, 15, scusami.
il 12 giugno, non il 12 maggio, tu hai detto maggio, giugno. A giugno, scusate, il 12 giugno, perché il 12 maggio è già passato. È oggi, quindi oggi non ci siamo. Oggi non ci siamo. Col gollenino di banane. Sì, mi raccomando, Cremonesi, ti metti tutina nera di fondo e gonnellino di banane. Il potassio fa bene. Il potassio. A te. Allora, scusate. Che facciamo? No, c'è una notizia che dovevo leggere. Eccola qua, no, è del governo nuova. Sì. Renato Brunetto, sai chi è Brunetta? Scusa, Brunetta, amico di Pennetta, sì, quello piccolino. Io lo so perché Berlusconi l'ha preso. Perché? Non dico altro. Sì. Allora, Renato Brunetta, neoministro della funzione pubblica, ha dichiarato: via i fannulloni dalla pubblica amministrazione. Gli altri ministri replicano: peccato, eravamo appena arrivati. Certo. Senti, colleghiamoci con il tribunale qua vicino. Ancora rido! Con il tribunale qua vicino. Ah, sì. Dove tribunale... ci sono casi pesanti, penali. Sì. Dove manca l'imputato? Ma l'imputato mo arriva. Eccolo qua. Imputato, salve. Dove c'è l'avvocato Messina che tenterà di difendere ai noi un reo. Sentiamo, Silenzio, no, grazie. Signor giudici e signori della Corte. Noi oggi in quest'aula festeggiamo l'illegalità. Vanifichiamo l'opera del legislatore e azzeriamo la certezza del diritto. Avvocato Messina, il suo assistito è accusato di furto in una chiesa e omicidio preterintenzionale del parroco. Signor giudice, a parte che io sto preterintenzionale non l'ho mai capito bene, ma in ogni caso il mio cliente non ha ammazzato il prete Don Gino, è tutto un malinteso. Avvocato, preterintenzionale non significa che il suo cliente ha ucciso un prete. Appunto. Infatti, è quello che dico io. Mi fa piacere che lei sia d'accordo con me, mi fa molto piacere, che non vuol dire che mi ha ucciso. Ecco, ma poi scusi, il movente quale sarebbe? Quale sarebbe? L'imputato, vedendosi scoperto mentre rubava i soldi delle offerte, ha reagito colpendo la vittima. È facile di così. Vostro onore, è una menzogna. La verità è che il mio assistito aveva un pezzo da 500 euro, per cui lui si stava prendendo il resto. Pensa te. Silenzio in aula, grazie. Se noi oggi condanniamo quest'uomo, che dire di questi allora che abbandonano i cani in autostrada? Che dire di questi che ti arrivano a casa e ti dicono: scusa, posso fare un bisognino, e poi non puoi entrare in bagno per 2 ore? Ne conosco uno. Che dire di questi che si sposano di sabato a Barletta e ti rovinano il weekend, come quelli che pirla di Provenzano. Che ha invitato tutti ad andare a Barletta il sabato e la domenica, e uno si è organizzato dopo mesi di lavoro. Ci vado in motorino. Vabbè. Avvocato, in ogni caso resta l'accusa di omicidio. E così impara a fare gli scherzi da prete. Ma signor giudice, tu te ne stai tranquillo nella penombra della sacrestia a prendere il tuo resto, e nel silenzio più assoluto ti arriva alle spalle uno vestito di nero che sembra diabolic, che ti urla: penditi fratello, penditi. È normale che uno si gira di scatto e colpisce l'aggressore con la prima cosa che c'ha in mano, la prima cosa che uno si trova. Che cavolo. Lo so, l'accusa ora obietterà: il mio cliente aveva un coltello, e allora fa le immersioni subacquee. È normale che uno il coltello da sub ce l'ha sempre con sé. Chi siamo noi per dire che lui non aveva il coltello da sub? O per dire chi è Caino e chi è Abele? Per dire se domenica prossima è la Roma che vincerà lo scudetto o è l'Inter che lo avrà buttato nel cesso? Per dire soprattutto che siamo noi per dire se Berlusconi senza tacchi non paga il biglietto del tram. Silenzio. Ma voi ve lo ricordate l'esorcista? Silenzio. L'esorcista, ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Beate voi, perché io non ce l'ho mai fatta a tenere gli occhi aperti, quindi visto così, io so solo i dialoghi, non l'ho visto mai quel film. E allora, signori giudici,
Sicuri di un suo verdetto favorevole, attendiamo sereni il vostro giudizio. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del Codice di Procedura Penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Questo peggiore. Stai zitto! Ma perché? Stai zitto, che ti poteva andare peggio, non si sono accorti che i 500 euro erano pure falsi. Ecco l'avvocato Messina. Avvocato Messina è proprio sempre forte, avvochetto è simpatico, è un po' simpatico, iniziamo un attimo, un po' simpatico. Allora siamo in chiusura, l'altra sera quando ho finito quello spettacolo di cui parlavamo prima, a Fondazione Marcegaglia, a un certo punto al ritorno da questo spettacolo molto tardi, dico, ero in macchina, stavo andando in albergo, dico, sono le 12:10, chi chiamo? Ho detto, vabbè, chiamo Mike, perché io lo devo chiamare solo in radio, posso anche chiamarlo qualche volta così, invece lo chiamo ogni tanto. Pronto? Questa è stata la risposta, è stata però. Con quel tono? Sì, così, Ciao Mike, sono Rosario. E allora? Sto guardando un film e sta finendo, Cioè, secco, così secco. No, poi è rimasto a parlare con me, mi ha fatto piacere che tu mi abbia chiamato. Dove sei? Indovina dov'era? Alla punta. Alla punta, sono qui alla punta, domani devo fare 37 chilometri con gli sci, mi ha raccontato tutti gli sci, che tipo di sciolina mette, che tipo di cosa fa, e metto allora lunedì chiamami che forse ti rispondo, allora forse, proviamo, quindi adesso dobbiamo provare a chiamarlo, vediamo, diciamo, conosci la pennetta? L'ho avuta in una mia trasmissione nel 1928, l'ho allenata io. E sentiamo come lui col tennis. Pennetta, prendi la racchetta che adesso giochiamo, Dai, sentiamolo, Sentiamo. Se ci risponde, secondo me è dura, Forse, oggi me l'aveva detto, me l'ha promesso. Mi ha detto, me l'ha promesso. Eccolo, già suona, vedi? Già suona. Pronto? No. Mike! Ci ha risposto! Ciao Mike! È l'unico che va ancora in montagna a maggio. Pensate che la neve gliela portano apposta per lui. Sì. Mike, come stai? Io sto bene, ti sei riposato dopo Verona? Sì, mi sono. Ero a Mantova, veramente, ero a Mantova. Ma hai detto ero a Verona l'altra sera, eri in macchina. Ma come mai rientri così tardi? Ero a Mantova, però l'albergo ce l'avevo a Verona, capito? Perché per l'aereo. È andato lo spettacolo bene? Bene, molto bene. Abbiamo aiutato un sacco di gente. Io invece sono andato a Sanremo. A fare che? A Sanremo perché ho fatto l'ospite del Festival Mondiale di Creatività nelle Scuole. È uno spettacolo della Jeff che si organizza da 10 anni, vengono studenti da tutto il mondo. E tu che lingua parlavi? Un po' in italiano, un po' in inglese, ed è organizzato da Paolo Alberti, un manager che organizza grandi spettacoli, e questa qui è una cosa molto interessante perché vengono da tutto il mondo, addirittura c'erano dei Maori. E ci hai parlato con i Maori? Sì, un po' di inglese, loro capiscono. E che gli hai detto? E gli ho detto che erano piuttosto scuri di pelle. Vabbè, comunque volevo dirti che questi ragazzi partecipano, è una cosa straordinaria, da 10 anni che va avanti, gareggiano, scelgono la materia, la pittura, la recitazione, la ginnastica, il balletto, e poi i migliori vengono invitati a Sanremo per la premiazione. Ed erano contenti di vederti, no? Dunque no, erano contenti quando parlavo di Fiorello, perché ho raccontato la storia della mia vita e ci saranno stati più di 2000 ragazzi. E io faccio parte della tua vita, vorrei no? dire che più di 1500 erano italiani. Allora, quando ho menzionato Fiorello, ho dovuto fermarmi, non potevo più andare avanti. Troppi applausi. Addirittura. Ma sai che ormai io e te abbiamo una nostra piccola storia. Sai che io durante i miei spettacoli ormai sono costretto a raccontare gli aneddoti della nostra vita comune. Sai qual è quello che piace di più? Quando ti ho invitato a mangiare a casa mia quella notte, ti ricordi? Sì, come no. Perché fu meraviglioso. Arrivavamo e abiti qui? Così come sì, dire... ma non la dimentico perché ti ricordi che ho dovuto pulirmi le suole della scarpa. Certo, perché appena arrivato lui ha fatto, ma cos'è? Una cagatta di cane? Vabbè. E se l'è presa subito, appena arrivato a casa mia sotto è arrivato. E lui lo vedevi nello spigolo del collo. Io facevo...
Vabbè, comunque sappi che i ragazzi in tutta Italia ti amano, ti vogliono bene. Grazie. Ha fatto un grande applauso. Grazie, Standing ovation per te e standing ovation per me. Adesso io parto e vado in Svizzera. A fare che? A depositare? A fare un'altra cosa, perché sono rientrato dalla montagna ieri. alla punta. Adesso vado in Svizzera perché stasera sono ospite alla radio italiana di Lugano. Televisione svizzera, quindi? Sì, devo raccontare la storia della mia vita. E quindi? Sarà in un grande teatro alla presenza di centinaia di abitanti di Lugano. Ovviamente parlerò anche di te. Grazie Mike, grazie ovviamente. Porto il tuo saluto? Certo, ma che fa, scherzi? Bighezzi mi devi dire, bighezzi. Senti, lo sai che abbiamo oggi qui? No, non so se la conosce, è molto giovane lei, è una campionessa di tennis, si chiama Flavia Pennetta e giocherà domani. A me vieni a raccontare, ma vergognati, che non sai che in mano una racchetta. La Pennetta oramai è una grande promessa e ha già fatto anche grandi cose nel campo internazionale. Hai capito Flavia? Vuoi salutarlo? Ciao Mike, grazie. Ciao, guarda che hai un grande avvenire, mi raccomando. Senti, gioca domani contro una tennista che si chiama? Srebotnik. La conosci la Srebotnik? Beh, sai, queste qui che vengono da lei sono pericolose, però la Pennetta ha sicuro di vincere. Specialmente se uno è sposato. Vabbè ragazzi. Mike, senti, guarda, ci ha fatto piacere, ho raccontato che ti ho chiamato l'altra notte mentre guardavi il film. Com'è finito il film? Bene poi? Ma era un film un po' pesante, di Coppola. Un film molto... Era Departed. Qual era di Coppola? Qual era? Un film che non ha avuto grande successo, Ma quale? non se ne è parlato molto. Qual era? Ma è tratto da un libro, un libro che parla l'altra giovinezza. del passato dell'uomo. L'altra giovinezza? Ecco, bravo. Chi è che l'ha detto? Grazie. Baldini. Baldini, abbiamo la sua fan che urla bravo appena dice pure fortuna tu hai Baldigno. Ma veramente, la mia spalla come qualcuno la chiama, ma è anche il mio femore, per questo. Baldigno ti chiama Baldigno. Va bene Mike, senti, tu hai finito tutto, programmi, televisione, basta, hai chiuso. Ma cosa dici? Ma io lavoro tutti i giorni. No, ma domani lavoro anche per te, che devo fare per il nostro sponsor. Il nostro sponsor, vabbè. E Ciatto come va? Il Ciatto? Ciatto. Il Ciatto col computer, vuoi dire? Sì, il computer, Ciatto Silvestro. E quando io ho detto Ciatto Silvestro, lui ho capito. Lui mi ha detto, ma cosa vuol dire? E comincerò i corsi. Va bene, Mike, ti salutiamo, salutaci i tuoi figli che si sono appena sposati. Uno si è appena sposato, l'altro si sposerà tra breve, no? A metà luglio. Ovviamente non devi mancare. Certo, come no, se vengo lì... Come no? Devi venire, tu sarai in vacanza, interrompi e vieni. E che devi portare anche un bel regalo. Certo. Dove fate la lista nozze? Il regalo se sei tu, ma è ad Arona. L'ha detto però. Ma non lo so, guarda, io non me ne intendo di queste cose. Va bene Mike, ti abbracciamo forte. Mike, buongiorno, il più grande. Allora ha presentato il nuovo modello unico per pagare le tasse. Allora, tra le novità ci sono alcune voci precompilate, prendete nota. Allora, i dati anagrafici, il reddito presunto e le tasse evase l'anno prima, ok? Quella è una voce nuova, mi raccomando, tu Baldini. Solo quella di voce, le tasse evase l'anno prima. Tu non puoi evadere in quanto non hai, giusto? Quindi dunque non posso evadere. Lui non esiste. Vogliamo salutare Flavia Pennetta? Scusa, non abbiamo giocato a volano, prego. Dai, finiamola con... Intanto chiamiamo gli spostati. Allora, mentre ci sono? Sì, ciao. Ciao spostati, come state? Bene. Potete giocare a tennis con Nicola Pietrangeli. Dov'è? È qua, con noi. C'è Pietrangeli di là. Non ci credo, Nicola Pietrangeli! Anch'io ho fatto il coach di Mike però. Ma non ci credo, hai giocato con quella. Hai giocato mai con Mike? Mi pare che ho giocato una volta in Sardegna, però sai... non mi ricordo più bene, capito? Però io ti posso dire una cosa, scommetto milioni di euro che quando tu giocasti con Mike a un certo punto lui ti disse ma no, quel colpo non va fatto così. non è carino. No, ma lui sicuramente l'avrà detto. Ma Mike gioca bene? Mike sì, Mike fa tutto Mike, ciò che è sport, fa tennis. Senti, noi abbiamo Flavia Pennetta qua, Nicola. Ciao Nicola. Ciao bella, come stai? Bene, tu? Conoscete sai bene. che l'altro giorno
giorno ho detto è la prima volta che bacio un consigliere della federazione. Ah, perché sei consigliere? Ah, capito la pennetta. Come si chiama la federazione? Senti, un pronostico per domani, Nicola? Domani quale? Quello di Flavia? Quella di Flavia, sì. Beh, se non vinci meniamo, guarda. Ecco, vedi. Lo facciamo prima. Questa è una cosa così. Va bene, allora si parlerà di tennis anche con gli spostati. Ciao Nicola, un abbraccio. Ciao, e salutami tutti i tuoi figli, Ciao, Nicola. grazie. Allora, chi è che gioca con la Keglovich? No, allora, adesso noi chiudiamo, poi chiudiamo con Anime e Core di Pino Daniele. Ora tutti pensano, sarà una cover della famosa Tinim Jacuzzi, Anime e Core? No, non è una cover. È una canzone inedita. Lui ci prende gusto, Pino Daniele. Già una volta quello aveva fatto, lui Pino Daniele, Resta con me, e tutti pensano, ma sarà Resta con me. Non me mi lascia. E invece no. era Resta con me. Era quella. Sì. Quindi chiuderemo con Anime e Core. Adesso, durante i titoli di coda, Fiorello... io e la pennetta faremo due scambi di Black and Decker qua. Come si chiama sto gioco? Badminton. Badminton, vai. Attenzione, batte la pennetta. Vai. Gioco con la cuffia, batte la pennetta. Fiorello risponde e però 1-0, 30, 15, quanti sono? 321. Allora, punto alla pennetta. Servizio, vai. Ecco, si è levato la cuffia, ora attenzione. Con quei capelli sembri la Sharapova, però. Vai. Ecco che prende la rincorsa. Attenzione alla battuta. Guarda. Attenzione, prende la rincorsa. Battuta. Che è? Grazie a cielo, la cannonata. Allora sparagli la prossima volta. Basta, non si gioca più perché ho fatto un ace. Ah, sì. Ecco, ho fatto un ace. Un ace. Arance, scusa, l'ultima cosa, il tuo colpo preferito qual è? Qual è il tuo colpo? Il rovescio. Ti piace il rovescio? Che lo fai a due mani. Mentre io a due dita, perché ogni tanto. Il punto croce come va invece? Vai bene. Il rovescio a due dita è meraviglioso. Allora, in bocca al lupo a Flavia Pennetta. Stavolta applauso, in bocca al lupo. Speriamo che tu stracci. Domani ci saranno come minimo 150 telespettatori per il tennis in più. Possa stracciare la Keglovich, possa veramente stracciare quella lì col codice fiscale lì, come si chiama? Quel codice fiscale. Vai, titoli di... No, che titoli? Siamo già oltre. Ciao a tutti. Pino Daniele, Anna Core, grazie. Ciao. Be alright. Anime code, it's gonna be alright. Anime code. Se la mia fede è solo in quello che si vede, forse i miei sogni nessuno mai li fermerà. saxophone.